Buongiorno dal centro sportivo Pietro Pisani, un saluto da Sportisili e Davide Sgroi, sempre qui a commentare le partite dell'Academy Palermo Calcio che oggi gioca per la 19ª giornata del campionato giovanissimi Under 14 Girone A. Si sfida contro la Fincantieri. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni. Padroni di casa che si schierano con Di Paola, Tiscione, Tarantino, Bucchieri, Stellone, Signorino. Intanto la partita è appena iniziata. Poi Camilleri, Mannino, Pavesi, Costa e Ferrante giocano il primo pallone. Gli ospiti già spazzato via. C'è stata la prima conclusione della Fincantieri col destro di Maltese. Ospiti che appunto si schierano con Giuffrida in porta, poi Scovazzo, Cannata, Scichilone, Mangione, Lavigna, Saia, Gaeta, Lavardera, Maltese e Briguglia. Il capitano è il numero 6 Lavigna. Gestiscono il pallone i padroni di casa col tocco sbagliato stavolta da Pavesi, proprio il numero 9 a riconquistare e a puntare l'avversario. Pavesi suola, area di rigore, Pavesi sinistro e subito in vantaggio i padroni di casa con il loro numero 9, neanche un minuto e Pavesi ha già timbrato l'1-0 per l'Academy Palermo. Gol di grande fattura tecnica per il numero 9 che ha puntato il diretto avversario, l'ha saltato con una bella giocata di suola, poi col mancino ha concluso alle spalle di Giuffrida e quindi inizio subito in salita per gli ospiti. Non è mai facile giocare contro l'Academy Palermo, soprattutto fra le mura amiche. Adesso va a battere Gaeta, questo calcio di punizione dalla sinistra verso la porta di Paola. Parte Gaeta e un tiro. Non ha cercato il cross di Paola, l'ha fatta sua con estrema tranquillità e ha ricominciato da Signorino. Poi palla persa proprio da Di Paola. Attacca la Fincantieri con Saia che lotta a centrocampo, ne esce Costa, poi calcia dalla lunga distanza Scichilone. Ci ha provato il numero 4. Gioca come sempre dal basso l'Academy con Tarantino, servito da Stellone, non l'ha tenuta in campo il numero 3, quindi rimessa laterale, anzi no, ha guadagnato fallo Tarantino, quindi palla già battuta da Stellone per Nasta, proprio Stellone l'ha persa che voleva servire Bucchieri che era venuto incontro ma era ben marcato e quindi rimessa laterale della Fincantieri affidata a Saia. Fa scorrere il pallone Briguglia e calcia. Tiscione continua a inseguirlo, lottano i due, spazza Signorino e a ripartire l'Academy. Pavesi, Costa, parte, gran palla per Camilleri che aveva sbagliato lo stop ma comunque era in posizione irregolare il numero 7 sulla gran palla di Costa. Ottima l'idea del numero 10. Il 7 però si trova in posizione irregolare, aveva comunque sbagliato lo stop. Pavesi invece in posizione regolare, lancio per Ferrante che si impegna. Un po' troppo lunga questa palla di Pavesi stavolta, ma rimane comunque l'ottima idea da parte dell'uomo che ha sbloccato questo match. Sarà bello il duello col capitano avversario Lavigna che però proprio in occasione del gol è stato saltato secco da parte di Pavesi. Adesso lancio lungo, Costa a riconquistare, a mettere ordine con qualità. Mannino di prima, gran palla per Camilleri sinistro,
deviazione, se non erro, proprio di Capitan Lavigna per la Fincantieri. Calcio d'angolo allora affidato ai piedi di Costa, che batte corto per Tarantino. Dato corto dal rigore, va sul fondo, Tarantino mette dentro, colpo di testa provato da Ferrante, però messo sul fondo. Non batte Giuffrida ma batte Lavigna, la rimessa dal fondo con la testa, l'ha toccata a Bucchieri. Poi giro palla della Fincantieri, Pavesi a riconquistare, Mannino limite dell'area, finta del numero 8 oggi capitano in assenza di Nasta. Mannino, gran giocata, guadagna calcio d'angolo. Bella giocata di Mannino. Vai Diego! Vai Diego! Oggi a sostituire sia nel ruolo sia nella fascia del ruolo da capitano Nasta. Va battuto proprio veloce il corner Costa per Mannino, che è stato chiuso nuovamente in calcio d'angolo. No, non secondo il direttore di gara. E allora ottima la chiusura di Maltese, che ha guadagnato rimessa dal fondo. Lavigna lungo per la Vardera, che non può arrivare, arriva Ferrante. Poi il pallone era per Pavesi, l'ha spazzato Lavigna, la Vardera per un attimo. Poi avanti Signorino, Pavesi si impegna contro Lavigna, palla spazzata sui piedi di Costa, che si ferma bene. Poi l'ha tenuta in gioco, sì, la Fincantieri, ma l'ha regalata a Signorino. Poi Bucchieri, stellone, Tarantino gioca per Camilleri sull'out di sinistra, la palla non è uscita secondo il direttore di gara. Si era quasi fermato Camilleri, come ha dato a denunciarsi. Poi col tacco sia lui sia Pavesi, palla che arriva a Tarantino. Chiusi quelli dell'Academy in... Vediamo se è calcio d'angolo o rimessa laterale, probabilmente sì, perché se ne incarica Tarantino con le mani. Dentro il pallone per Camilleri, fa una mezza rovesciata dentro l'area di rigore, ma c'è tranquillissimo Giuffrida che va lungo per la Vardera. Proprio il 9 a lottare con Bucchieri e a guadagnare calcio di punizione. Voleva battere veloce Briguglia, si allontana e allora va alla Lavigna. Lungo il capitano della Fincantieri, bene Tiscione in questa occasione. Poi Costa con l'esterno per Mannino, che si ferma, guarda avanti, gran lancio per Ferrante, che è scattato in posizione regolare. Si impegna il numero 11, la tiene in gioco, c'ha lo scarico dietro per Costa. Serve Tiscione, che va dentro di prima Lavigna, proprio sui piedi di Costa, però, che col tacco serve bene. Bucchieri che calcia alla lunga distanza in tranquillità. Il pallone però arriva fra le mani di Giuffrida, che va a lungo, lancio svirgolato, l'ha tenuta in gioco Briguglia ma gliel'ha rubata Ferrante e va a lungo su Pavesi, di nuovo contro Lavigna, ancora sul sinistro Pavesi, 2 volte di fila ha puntato il capitano della Fincantieri, entrambe le volte è andato sul sinistro e l'ha saltato. Stavolta però non è riuscito a realizzare come nella prima occasione. Qui fallo di Mannino. Allora batte veloce la Fincantieri, palla per la Vardera, non arriva nessuno, liscio di Signorino che poteva essere rischioso per l'Academy. Poi si impegna Saia, lo chiude Tarantino, avanti per Camilleri. Proprio Camilleri forse si aiuta un po' con le mani, ma ne esce vincitore da questo duello. Va il numero 7, Pavesi può essere servito, va solo Camilleri, esagera un po' forse. Poi il rimpallo arriva a Pavesi, posizione regolare secondo il direttore di gara. Pavesi è passato, Pavesi! Gol regolare, 2-0 per l'Academy, posizione regolare secondo il direttore di gara
sul rimpallo di Camilleri. Sembrava in netta posizione di fuorigioco Pavesi, ma il gol è buono. Doppietta per il numero 9 dell'Academy Palermo, che non poteva iniziare meglio questa partita. Inizio shock per la Fincantieri. Inizio fantastico invece per l'Academy e per Pavesi. Ferrante, out di destra, salta il diretto avversario per la centrale, pallone intercettato e avanza Briguglia, punta la porta di Paola. Briguglia mette dentro, palla che arriva alla Vardera, si impegna, si gira a destro, pallone che termina in out, ma la Fincantieri ha provato a rispondere al doppio vantaggio dell'Academy Palermo, che riparte sempre con la costruzione dal basso la squadra di casa. Signorino, pallone avanti per Pavesi che si gira col sinistro, subito bene per Bucchieri, lancio lungo per Camilleri, posizione irregolare secondo il direttore di gara. Stavolta segnalata. Lavigna gioca il pallone con Mangione sul pressing di Pavesi, poi Giuffrida, lancio lungo, la palla arriva a Briguglia, si impegna il numero 15 proprio sotto la nostra postazione a lottare contro tutti. Briguglia era anche riuscito a passare, ottima per la giocata del numero 11 che ha guadagnato calcio di punizione. La batte Cichilone, questa punizione praticamente da centrocampo, è un cross al centro per Saia che si impegna, l'ha presa Tarantino però, e Camilleri sulla seconda palla, va il numero 7, Saia lo pressa alle sue spalle, è uscito bene Camilleri che cambia tutto per Costa, ha tanto spazio il numero 10 in profondità per Ferrante, lo insegue Lavigna, lo chiude il capitano della Fincantieri. Poi bene la Vardera con la giocata da pivot, stop a far correre poi Briguglia che si immola verso la porta. Briguglia, pallone sul sinistro, rigore dentro, ottima chiusura difensiva dell'Academy. Si era involato Briguglia, poi qua a lottare Ferrante, bene Bucchieri, Tiscione, Signorino che prima ha chiuso bene sul cross di Briguglia, poi Costa spinto, voleva fallo, non c'è niente secondo il direttore di gara. Tiscione di prima per Pavesi, va il numero 9, scivolata ottima di Lavigna, poi Mannino prova il lancio per Pavesi, poi il gioco A 2000 deve andare! stavolta il numero 9. Batte Lavigna, lancio lungo per Briguglia con la testa Ferrante, ancora a cercare Briguglia, il lancio e praticamente tutte le giocate della Fincantieri. Briguglia ha fatto fallo. Signorino, Costa, tocco per Bucchieri, tutto di prima anche Pavesi, poi forse esagera col pallone per Mannino, ma era uscita bene l'Academy. Stellone aveva riconquistato il pallone ma solo per un attimo, poi Maltese, lancio lungo, uscito di Paola. Tarantino, Pavesi incontro, tocco di prima per Mannino, corto stavolta. Lavigna va a lungo, si inserisce Briguglia che è in posizione regolare, si sta giocando ma il direttore di gara è fermo dall'altro lato. Vedi che se non va sul pallone non è fuori gioco, è andato quello che non c'entra niente. Ovviamente non era in gioco il pallone perché l'arbitro era fermo ed è stato ammonito
Gaeta, il numero 8, che era fermo in posizione irregolare, ma si è completamente disinteressato del pallone. Era arrivato Briguglia. L'arbitro... Non è andato sul pallone, è andato quello che veniva, ci metti dietro. La munisci pure. Ma non puoi fischiare fuori gioco se non va sulla palla. Proteste da parte della panchina della Fincantieri, legittime a mio avviso, perché Gaeta si era completamente disinteressato del pallone, era in posizione irregolare ma non ha neanche influito sull'azione. Briguglia arrivava da dietro, poteva essere un'ottima occasione per la Fincantieri. Da qui arrivano le proteste da parte dell'allenatore della squadra ospite. Qui Briguglia, doppio sombrero a servire la Vardera. Ottima la chiusura di Stellone, poi con la testa Scovazzo avanti, Pavesi forse alza troppo la gamba, non c'è il fallo. La Vigna spazzata alta, lunga bersaglio, Tarantino gli sale sulla testa, Camilleri, poi lancio lungo per Pavesi che tocca col petto. La Vardera tocca ad anticipare l'avversario ma ha servito involontariamente Costa. Pavesi con la punta, Bucchieri si impegna in mezzo a due e guadagna fallo. Posizione, c'è Ferrante sul pallone. No, non batte né Costa né Ferrante. Batte Tiscione. Voleva battere la Costa questa punizione. Mattiscione, 3 in barriera, batte il numero 2, bella la traiettoria e Tiscione fa il 3-0, grandissima la punizione di Tiscione. 3-0 da parte dell'Academy, non perfetto in questa occasione Giuffrida, ma Tiscione ha fatto il gol del 3-0, grandissima la punizione del numero 2 che poi va a esultare con la propria panchina. Contentissimo il terzino dell'Academy, era Costa che voleva tirarla. Mister di Trapani però ha specificatamente detto che l'avrebbe dovuta tirare Tiscione, la scelta è stata giusta, ha fatto il 3-0 il numero 2 per una Fincantieri che comunque si trova sotto di 3 ma sta cercando di proporre qualcosa in fase offensiva. Difensivamente però soffre l'attacco dell'Academy, in posizione regolare Ferrante che sfida Maltese, vince il rimpallo, poi no, esce, scusate, Mangione era, palla al piede che ha spazzato. Anche la Vigna ancora a spazzare in cielo. Briguglia lotta con Tiscione, fatto fallo Briguglia. Massimo è la sua sicurezza. Costa, Stellone, Tarantino in profondità, bene per Camilleri che è in posizione regolare, calcia col destro Giuffrida, stavolta attento e smanaccia. Poi Camilleri a pressare Mangione, gliela ruba. Mangione ancora a lottare con Camilleri, si allacciano i due e calcio d'angolo, dice il direttore di gara. Adesso molto nervosa la squadra ospite per un arbitraggio, devo dire, non molto favorevole, ma comunque va Costa dalla bandierina, non tocca nessuno, tocca la Vigna nelle mani di Giuffrida che sbaglia il lancio con le mani, lotta Briguglia, la recupera il numero 11, va Briguglia, il rimpallo l'ha recuperata Mannino, poi per Costa si lotta a centrocampo, Mannino la ruba ancora una volta
Costa, batti e ribatti a centrocampo, Costa sul pallone. Non ha dato il direttore di gara, palla trattenuta da Costa, ma calcio di punizione per la Academy. Stavolta Costa se l'è guadagnata e la vuole andare a battere. Aggiusta il pallone il 10. 3 in barriera per Giuffrida, come nell'occasione della punizione di Tiscione. Batte Costa, la palla rimbalza davanti a Giuffrida, che stavolta si salva e mette in calcio d'angolo. Era ottima la traiettoria del pallone del numero 10, che ha rimbalzato davanti a Giuffrida, che è riuscito stavolta a salvarsi. Poi Mannino ancora qui a calciare e Giuffrida ancora attento a salvare la sua squadra dal tracollo. Camillari lotta, passato il pallone, è passato anche lui, va il 7 chiuso in calcio d'angolo. Campo perché si fuma la sigaretta. Batte sempre Costa, stavolta non corto. Cerca l'area di rigore Costa, Pavesi era completamente solo, ha sfiorato con la testa, poi calcia Camilleri al volo, Pavesi posizione regolare, palla spazzata sui piedi di Maltese che è andato lungo. Poi Tarantino a recuperare, bella finta, la mette sul destro, poi conduzione palla col sinistro, Stellone a recuperare, a servire ancora Tarantino, poi scivolata di Scovazzo e Stellone chiuso in rimessa laterale, proprio Stellone lungo per Pavesi, non c'è fuorigioco, Pavesi è passato, palla dentro, è regolare il gol di Ferrante. 4-0 Academy, tutto troppo facile per i padroni di casa, che dominano il lungo e il largo. 4-0 dopo 22 minuti. La Fincantieri adesso completamente nel pallone. Continuano le proteste da parte della formazione ospite. Briguglia qui sposta il pallone, lo fa passare e va a lottare con Tiscione. Ancora Bucchieri, lancio lungo di Signorino. Ferrante si appoggia di prima su Costa, Gaeta gliela ruba. Guadagna calcio di punizione Gaeta, che non deve rischiare perché è già ammonito. Continua comunque la protesta con il direttore di gara. Ne mette 2 in barriera di Paola. Batte Gaeta forte verso la porta, non ha crossato il numero 8, ha cercato la conclusione verso la porta di Di Paola. La palla è arrivata con facilità al portiere dell'Academy, che ha già fatto ripartire l'azione. Mannino di prima, pallone deviato da Lavigna, poi si lotta a centrocampo, ne esce Bucchieri, il pallone era per Mannino, poi Briguglia si prova a girare, Gaeta a lottare, Costa lo chiude, Tiscione all'indietro, rischio, Signorino spazza lungo, capisce Nasta, Gaeta, scusate, rimessa laterale, Bucchieri sbaglia lo stop, Saia ha prestato bene, Briguglia avanti, palla per Saia, area di rigore ancora dentro la Vardera, si prova a girare, Tarantino
gran chiusura difensiva. Poi Pavesi di prima bene per Mannino, che aveva avuto una grande idea nel servire in verticale a Milleri, e qua si trovavano in posizione irregolare sia Saia sia Lavardera. Costa, gran giocata, passato in mezzo a due, gran giocata del numero 10 come al solito, fermato con fallo, il pallone già battuto dalla Fincantieri. Stellone, anzi Signorino con la testa ha chiuso una gran palla verso Saia, poteva diventare pericolosa. Poi qua Bucchieri e Stellone si passano quasi i piedi. Pavesi a pressare Scichilone, gliela ruba col tacco, a servire Ferrante. Bella palla cercata in profondità per Camilleri, ha capito tutto però Mangione. Poi Ferrante, chiuso bene nell'intervento di Cannata. Adesso porta palla col sinistro, vuole andare in profondità la Lavardera. Signorino con la testa. Bucchieri si impegna. Ha guadagnato fallo maltese. Punizione di Gaeta. Fatta sempre lui. Troppo lungo, non è un tiro, non è un cross. Non contenti dalla panchina della Fincantieri questa punizione battuta da Gaeta, che in 2 occasioni su 2 ha tirato piuttosto che crossare. Proprio lui a gestire il pallone. Costa a riconquistarlo, Cannata a coprire in rimessa laterale. Parte lui avanti per Briguia, fermato con fallo da Tiscione. Ti prego. Vuoi barriera? Ma glielo deve chiedere. Ma non glielo chiede a lui che vuole barriera. Ma se vuoi barriera. Di confusione su questa punizione, fatto sta che va a Scichilone, non più Gaeta. Scichilone malissimo, svirgolata e pallone regata a Camilleri, incredibile questa punizione di Scichilone, non riesce a trovare ancora il giusto battitore dei calci piazzati la Fincantieri. Proprio Scichilone a riconquistare e a servire Briguglia, che va avanti da Lavardera, anticipato netto ancora da Signorino, che sta facendo un lavoro incredibile. Si lamenta tanto Briguglia con il direttore di gara. Fallo assegnato alla carta. Vieni Renato, vieni a battere, vai largo Renato. Dai, magari diamo la soluzione, ci muoviamo. Batte Signorino, incontra il Costa di sinistro, facile per Bucchieri, che gira il pallone dall'altro lato per Tarantino, che mette dentro inserimento di Costa. Giuffrida, tocca Ferrante, spara alto a porta vuota il numero 11. Poteva trovare la doppietta il numero 11 esterno d'attacco oggi per l'Academy. Non ha sfruttato bene questa occasione. Doveva sicuramente far meglio Ferrante. Poi lancio lungo, Saia a lottare con Stellone, si ferma il numero 7, tocco per Scichilone che sbaglia lo stop. Costa per un attimo, poi Lavardera, esterno per Briguia, anche lui con l'esterno avanti. Stellone con tranquillità non si appoggia dietro a Di Paola, ma va avanti a servire Ferrante e scambia con Tiscione. Ancora Ferrante, bella finta su Briguia, ma dato al bar. Poi Bucchieri di prima, Costa ancora Bucchieri, pallone stavolta gestito male, lancio lungo per Lavardera, posizione irregolare secondo il direttore di gara sul lancio di Maltese per Lavardera. Aveva comunque sbagliato Lavardera, per
forse non ha tirato con proprio tutta la sicurezza del mondo, perché aveva già fischiato il direttore di gara. Si è mezzo fermato, forse la Vardera ha fatto sta che comunque era fuori gioco. Maltese avanti, Ferro, chiusura di Stellone. Saia di prima per Gaeta, esce Signorino. Pavesi però non può arrivare, si cambiano di fascia le due ali d'attacco dell'Academy, Errante e Camilleri. Pavesi, vediamo se si riesce a girare. Sì, serve Costa per Camilleri, regolare la posizione per il numero 7, calcia! Era ottimo il tiro di Camilleri. Giuffrida a dir di no al numero 7, che però aveva calciato veramente bene, forte, quasi rasoterra. Giuffrida stavolta è stato attento. Poi palla centrale per Mannino che la sposta. Ancora Mannino sinistro. Giuffrida voleva anche lui la gloria. Vediamo se la riuscirà a trovare da qui a fine partita il capitano odierno dell'Academy. Camilleri, gran tunnel su Gaeta, poi scivolata di Lavigna, poi Briguglia. Gaeta fa scorrere, Camilleri non ha fatto fallo secondo il direttore di gara. Briguglia nervosissimo. Costa per Mannino, scambio le due, sinistro di Costa. Giuffrida posizionato veramente male in questa occasione e fa il 5-0 il numero 10. Domina come al solito l'Academy Palermo, che conclude. Vediamo se conclude questo primo tempo già sul 5-0. Mancano ancora comunque 3 minuti. Briguglia sposta il pallone su Tiscione, ha chiuso Signorino, avanza Costa, prende campo il numero 10, guarda avanti, serve Camilleri, scivolata di Gaeta, ancora Camilleri, protegge palla, lo pressa Gaeta, vantaggio Mannino. Tarantino, finta, ricomincia. Stellone, Signorino. Costa incontro, ha tanto spazio, tocco per Bucchieri, esterno, bella palla verticale per Pavesi, si fa rivedere Bucchieri, Pavesi però va da solo, fermato all'ultimo da Mangione. Poi Gaeta va a lottare con Camilleri che prova a rubargliela, spazza via Gaeta, non può arrivare Costa, arriva la Vardera alle sue spalle, chiusura fantastica di Signorino, che però non è riuscito a guadagnare la rinsalita, già battuta dalla Vardera. Gaeta, palla avanti, chiusura ancora una volta di Signorino, partitone del numero 6, stavolta sbaglia il passaggio Costa, ma ha già recuperato l'Academy con Tarantino. Poi Mannino, gran palla praticamente senza guardare per l'inserimento di Ferrante, regolare, sinistro a incrociare, pallone terminato però sul fondo. Pallone lungo di Lavigna, Scichilone con la testa, Bucchieri a impegnarsi, Tarantino a riconquistare solo per un attimo, poi anche Stellone con la testa, anche Mannino. Pavesi in anticipo su Mangione, lancio lungo per Ferrante, ancora col sinistro, Camilleri in ritardo, non è riuscito a chiudere l'azione sul secondo palo. Lavigna, Gaeta, Briguglia non riesce a tenerla in campo, anzi sì, secondo il direttore di gara. La Vardera, palla centrale per il Maltese che mette ordine, va da Mangione, lancio lungo per Saia, Tarantino, anticipo secco,
poi Scovazzo con la testa. Costa si ferma, toccato da Gaeta, non c'è fallo. Briguglia sposta il pallone e corre l'11. Sovrapposizione di Gaeta, lancio lungo per Lavardera, l'ha toccata solo per un attimo Signorino. Lavardera vince il rimpallo con Stellone, Lavardera calcia. Troppo egoista Lavardera in questa occasione. C'era dentro Saia, c'era dentro anche Briguglia, ha preferito calciare però Lavardera. E finisce qui il primo tempo. Academy avvalanga sul Fincantieri 5-0. Ci vediamo tra pochissimo col secondo tempo. Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andato abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a fare nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertolli è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente,
ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi. Hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese. Perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi. Ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita, la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio. Opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo, Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, contrastato da Lopizzo, tacco per Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe, soffre Arenoso, passa Diallo, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, meglio poi serve Torres, calcia in bocca a Barbagallo, Jantus, il pallone tagliato, Russo prova a apporsi, il pallone in mezzo, Piarofa, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare profondità Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto a battere attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci, conclusione Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Supergiovane, Castelbuono e Geraci.
Sono tornate adesso in campo le due squadre, primi due cambi per la Cantieri. Esce Scovazzo, entra il numero 15 di Benedetto, quindi cambio sull'out di destra, poi esce in porta Giuffrida ed entra il numero 12 Rigano. Quindi cambiati il terzino destro e il portiere per gli ospiti. Aspettiamo intanto il fischio dell'arbitro per cominciare. Ricordiamo il parziale che è di 5-0 all'inizio di questo secondo tempo e si può cominciare adesso. Il pallone giocato dai padroni di casa. Pallone per Signorino Stellone. Vediamo se l'Academy continuerà con questa mole di gioco come sempre fatto. Difficilmente si fermano i padroni di casa, vogliono sempre fare tantissimi gol. E vediamo se questo secondo tempo si prospetterà uguale per gli ospiti della Fincantieri, che ovviamente sperano almeno di andare a segnare il gol della bandiera. Comunque cerca il replay match, ma sarà una questione complicata. Sul 5-0 intanto è rimasto a terra Stellone, si è scontrato col direttore di gara, si è fatto male. Si è rialzato Stellone, ma escono i due centrali, proprio Signorino che sta portando a braccio fuori Stellone, esce anche Tarantino ed entrano Mancino e Prestigiacomo, che penso vadano a fare i centrali, o forse Di Paola, si fa Di Paola, con Prestigiacomo a fare il centrale, quindi Di Paola e Prestigiacomo dietro in difesa, e Mancino va a fare il terzino sinistro al posto di Tarantino. Pallone è rimesso in gioco e si riparte adesso. Pallone complicato di Paola per Bucchieri, che comunque se l'è cavata alla grandissima. Poi Mannino, Costa in profondità, Pavesi, posizione regolare, si presenta davanti a Rigano, Pavesi lo salta secco. Tripletta per il numero 9, lo stava per stendere Rigano. Viene a esultare qui con la panchina Pavesi. 6-0 Academy, che si diverte. Altri due cambi per i padroni di casa, non vengono effettuati adesso, ma sono Orlando e Berardi.
Costa ha già recuperato un altro pallone. Mancino, Camilleri, avanti Pavesi di prima per Bicchieri che non arriva Mannino che mette ordine, tocco per Camilleri, rimpallo, non c'è fallo, Lavardera prende campo, lo insegue Bicchieri, inciampa, non riesce a rubarla, pallone per Briguglia sull'out di sinistra, saltato bene Presti Giacomo, pallone per Saia che l'allunga, esce Di Paola, poi Lavardera ci ha provato a porta vuota ma non è riuscito Lavardera a metterla dentro. E allora possono arrivare i cambi. Escono Camilleri e Ferrante dopo appena 5 minuti del secondo tempo. Entrano Orlando e Berardi. Orlando si mette qui sotto la nostra prestazione, sull'out di sinistra Berardi va invece sull'out di destra. Ah, suo padre, certo. Voleva uscire, probabilmente Camilleri, Era simpatico, dicevi tutta sua un po' madre. nervoso, numero 7. Palla lunga di Di Paola per Mancino. Orlando non tocca bene il primo pallone della sua partita, poi lo recupera. Lotta fra numeri 15. Mannino, gran palla in profondità per Pavesi. Fischiato fuori gioco al numero 9, ma sembrava in netta posizione regolare. In realtà il numero 9, l'attaccante dell'Academy, stavolta ha deciso fuori gioco però il direttore di gara. Briguglia, si allunga il pallone, scivolata ottima di Di Paola. Primo bel intervento della sua partita. Pavesi, lancia lungo, Berardi, sempre in posizione regolare, stavolta no secondo il direttore di gara. Va al numero 17, ancora Berardi con la servire Pavesi, rimpallo, chiusura di Lapigna, poi Scichilone. Pallone regalato a Mannino che ha tanto spazio, serve Costa che fa scorrere alla grande, si gira il numero 10, tanto spazio, poi imbucata per Orlando. Chiusura Della difesa della Fincantieri con Di Benedetto, esce Di Paola, tocco per Mancino che la tiene in gioco bene il terzino dell'Academy. Di Paola avanti verticale, non arriva Costa, arriva Di Benedetto, poi Mancino vince il rimpallo. Giochiamo che ce l'hai, non ti preoccupare. Avanti con le mani Mancino, Pavesi, stop e tocco per Orlando, colpito Di Benedetto, poi avanti Maltese, fallo con Orlando. cambio per la Fincantieri, esce Maltese, entra Bonura. Di Benedetto avanti, non arriva la Verdera, arriva Di Paola, tocco così e così per il suo omonimo, ancora scambiano i due Di Paola, poi Il centrale guadagna rimessa laterale. si tratta di Nicolò. Presti Giacomo, gran chiusura aerea, poi si impegna la Vardera, lo insegue Mancino, ancora la Vardera, è passato il pallone per Bonura, chiuso. Di Benedetto avanti per la Vardera, si è girato bene il numero 9, tocco per Saia, rimpallo, arriva Costa in avanti per Pavesi, chiuso il capitano della Fincantieri che si è fatto male e si ferma, avanza comunque l'azione dell'Academy. Berardi davanti a Rigano, Berardi 7-0 anche Berardi fa gol e si diverte. Applausi da parte della tribuna i tifosi di casa. 7-0 Academy che passeggia anche in questo secondo tempo. Il gol
Liberato. Intanto esce Lavigna, capitano della Fincantieri, deve dare forfait che è fatto male. Matti, avanti. Vediamo. Signore, cambio. No. Esce 6. Entra 13. Entra col numero 13 Basile a sostituire Lavigna. Cambia un po' i ruoli, però Ci mettiamo a 3. lì alla Fincantieri Basile che si mette avanti e addirittura la Vardera, che comunque ha giocato punta tutta la partita, va a fare il difensore centrale. Incredibile, mai vista una cosa del genere. Oh, deciso. Gaeta, Posizione, in pratica la punta della Fincantieri, ripetiamo, eccolo qui che gioca il pallone, sta facendo il difensore centrale adesso dopo l'uscita di Lavigna. Di Benedetto, Basile lungolinea, pallone sbagliato per il numero 13. Rimaniato, Orlando, rimaniato. Ok, tocco per Di Paola. Mancino lo mette giù, Basile gliela ruba, poi protegge e si gira bene. Il numero 13 sta per andare, l'ha fermato Bucchieri che gioca, va a lottare su ogni pallone, poi Gaeta dentro, chiusura di Nicolo Di Paola. Lancio lungo di Costa, Mannino mette giù, il pallone arriva ancora a Costa. I due scambiano in qualche modo, non si intende poi con Orlando. Mannino ha però recuperato proprio Orlando. Mannino a servire in profondità proprio quest'ultimo. Si immola Orlando. Rigano era uscito. Ha chiuso però in calcio d'angolo la Vardera. Con il suo primo intervento difensivo della partita ha cercato in ogni modo di far gol. Adesso deve cercare di non farlo fare. Ma non è facile con questa Academy che sta dominando. Costa, doppio passo, se n'è andato Costa! Rigano. Ma era stata bella la giocata del numero 10 con doppio passo in area di rigore. Rigano stavolta attento, chiude bene, proprio Costa a recuperare, gioca sul prestigiato. Pallone sbagliato per Costa. Orlando a lottare, ruba il numero 15, bene Costa, poi Mannino si gira, Bucchieri mette ordine alla grande. Prestigiato. Tiscione, Bucchieri, Mannino, finta di corpo, è passato, verticale per Pavesi, è arrivato Orlando, regolare Orlando sinistro, era stato fermato da Di Benedetto. Orlando solo per un attimo però, e poi fa l'8-0 profondo rosso ormai per la Fincantieri. Che è sulle gambe, partita irrecuperabile per gli ospiti. Adesso non possono soltanto puntare, possiamo dirlo con tranquillità, al gol della bandiera. Prestigiaco, anzi Mancino, scusate, avanti per Mannino, Costa, Pavesi scambiano. Tiscione ha toccato per Costa, Mannino ha provato un'altra giocata, chiuso, poi Tiscione recupera solo per un attimo, Gaeta, Basile per testare Tiscione che non si ferma, ancora Basile sull'outi destra, trattenuto da Tiscione che poi lo chiude in rimessa laterale. Allora lo va dentro, non può arrivare nessuno, Prestigiacomo con la testa, Costa a ripartire, Berardi stop e si gira, vuole il pallone in verticale, Pavesi servito, va a Pavesi, punta la Vardera, 9 contro 9, lo chiude il 9 della Fincantieri. Scichilone poi fermato dall'altro numero 4 Bucchieri.
Gino! Prestigioco lungo. Pavesi mette giù con la testa. Orlando vuole il pallone in profondità. È complicato. Si impegna comunque Orlando. E non riesce a tenerla in gioco. Di Benedetto per Basile. Mancino a contrastarlo. Lottano i due numeri 13. Va Basile. Sposta il pallone 2 volte. Bene. In questa occasione sull'out di destra Basile mette dentro. Poi male il cross. Ha fatto tutto bene. Tranne cross al centro. Attaccati Dario! Simo, attacca! Proprio lui con le mani. Costa, tunnel su Gaeta. Mannino, verticale per Pavesi. Chiusura di Mangione. Gaeta. C'è Basile sulla sua destra. Vuole la sovrapposizione Gaeta. Non lo serve. Mette il pallone dentro. Saia, stop. Non riesce a calciare per l'ottima chiusura di Tipa. Poi Mannino ha tanto spazio adesso anche a centrocampo l'Academy. Lancio lungo era per Berardi. Si è inserito Pavesi dopo il rimpallo. Ancora il numero 9 a lottare si vuole, infilare in mezzo a 2. Si lamenta, voleva il fallo Pavesi. Non c'è nulla se non detto di gara. Solo! La testa Bucchieri. Poi Di Paola. Adesso gioca a 3. Academy dietro. Berardi ha fatto scorrere il pallone alla grande. Va il numero 17. Cross dentro per Orlando. Ottima l'azione da ala ad ala con Berardi, che aveva fatto veramente una bella azione, facendo scorrere il pallone, mettendolo poi dentro per Orlando, che non è riuscito a chiudere l'azione. Cambio Fincantieri. Esce Saia, entra con il numero 16 Allo. Cambia ancora una volta la conformazione offensiva della Fincantieri, che adesso mette Bonura unica punta e Allo va a fare il centrocampista. Briguglia però sì, proprio lui a guadagnare adesso questa rimessa laterale. Sta sempre lì sull'out di sinistra offensivo della Fincantieri. Forse è lui l'unico che non ha cambiato il ruolo, con Gaeta che va a fare il sottopunta. Non è che siccome parlo con te sono come te. Anni. Perché parlo con tu. Scambio con Tisciano. Ancora numero 8. Orlando vuole con la profondità. Difficile. Mancini. Bucchieri. Gran palla per Orlando. Bellissimo Orlando. Col sinistro, doppietta per Orlando, 9-0. Bel lancio di Bucchieri. E 9-0 per Orlando e per l'Academy, che vediamo se cercherà ancora una volta la doppia cifra. Ormai è un must, quasi un obiettivo a raggiungere ogni partita per la squadra di casa. Non saranno di certo contenti gli avversari. Intanto sul lancio che sembrava di facile gestione si è infilato Briguglia, ha anticipato i difensori dell'Academy e ha fatto il gol della bandiera. Briguglia 9-1 all'improvviso. Sicuramente è stato lui il giocatore più pericoloso della Fincantieri. È riuscito a trovare la gioia personale in questa brutta mattinata per la squadra ospite. Qua intanto Orlando ha fatto una gran giocata, ne aveva saltate 2-3, poi si è dovuto fermare davanti alla Pardera. Aiutalo Matti! C'è l'1-2 Andri!
Scichilone. Cambia gioco. Ancora per Briguglia. Che punta di Paola, Briguglia non riesce a passare stavolta. Chiamalo prima quando va. Calcolato male il rimbalzo del pallone, la difesa dell'Academy nel gol di pochi minuti fa di Briguglia, che si è inserito bene su questa palla fatta rimbalzare dalla difesa. Qua gran palla di Mannino, sempre lunga per Orlando, che poi la riconquista per Pavesi, che prova dalla lunga distanza. Rigano un po' indeciso, riesce comunque a mettere in calcio d'angolo. Hanno battuto subito corto quelli dell'Academy, come al solito. Orlando sinistro, dentro secondo palo c'è Tiscione che svirgola il pallone. Vediamo se Berardi si impegna per riconquistarla. Sì, sulla Vardera si trattengono i due, la Vardera va a lungo. Scappa, Briguglia scappa! contropiede Fincantieri. Briguglia dall'altro lato, facile, sul petto di Mancino. Mannino sempre a impostare, verticale per Orlando, posizione irregolare secondo il direttore di gara. Sembra regolare in realtà, almeno da qui, la posizione di Orlando stavolta, non secondo l'arbitro. Lancio lungo, Nicolò Di Paola appoggia per Carlo Di Paola, scambiano i due, rischia Bucchieri che la tiene. Di Paola, tocco per Mannino, come sempre, ha tanto spazio per impostare. Stavolta non va verticale ma va su Costa, il pallone è sbagliato. Mancino, tocco per Di Paola, impegna per prestigiato. Di Paola per Mannino, sempre pronto con la palla verticale per Pavesi. C'è Orlando dentro, Pavesi però calcia e Rigano fa una gran parata il portiere della Fincantieri stavolta. Batte veloce l'Academy con Costa che va in area di rigore. Non abbiamo capito la scelta dell'arbitro. Non è stato dato angolo all'Academy perché secondo lui Orlando ha toccato il pallone prima che uscisse, ma è sembrato palese che Orlando avesse preso il pallone quando già era terminato in calcio d'angolo. Fatto sta che comunque c'è Mannino, limite dell'area, calcia! Se lo merita il gol oggi Mannino, il capitano odierno, che fa il 10-1, il gol della doppia cifra. Eccolo qui, proprio esce proprio dai piedi del capitano Mannino. 10-1, firmato numero 8 Mannino. Lancio lunghissimo, Mancino si impegna, fermato poi con fallo. Sali un po', vai. C'è Diego, solo. Uomo ora. Mannino avanza ancora lui, finte di corpo in profondità per Orlando, rimpallo con Mangione, ancora Orlando a rimpallare la Vardera, voleva il fallo Orlando, Mancino mette giù, rischia, poi prestiggia come dietro da Di Paola, gestisce lui il pallone per Nicolò Di Paola, sulla sua verticale Berardi, avanza palla al piede 17, tanto spazio per Berardi, entra col taglio Orlando, chiusura di Di Benedetto, poi la Vardera chiude su Pavesi.
Levati Berardi! 10 al termine di questa partita. Mi viene da dire stradominata dall'Academy. Batte Mannino, corto come sempre, solito schema dell'Academy. Costa col tacco per Mannino, dentro Pavesi che stavolta svirgola, forse toccato anche da Lavardella. Si impegna Bucchieri contro Basile, la lunga Basile, esce Mancini. Gaeta, Bucchieri gliela ruba, riesce a mettere la rimessa laterale. Allo Bonura, scorre Gaeta per Basile, cross al centro di Paola, si fa sentire. Costa, giocatona col velo, fa passare Ertiscione. Bucchieri, Costa si gira come sempre, scatta Orlando, scatta anche Pavesi, va il numero 9, si allunga il pallone, la Vardera non lo tiene. Ed ennesimo gol per Pavesi. Ormai abbiamo perso il conto. 11-1. Non si ferma l'Academy. L'avevamo detto all'inizio secondo tempo che come al solito non si sarebbero fermati i padroni di casa. 11-1. Berardi, pallone già recuperato, tocco per Mannino, ormai si è fermata in cantieri. Costa sposta il pallone, ha fermato Alla che adesso lotta, Mangione avanti, Mancino sposta bene il pallone su Basile, va Mancino, Orlando di prima, Costa di sinistro a riservirlo, lo spinge Di Benedetto, lottano i numeri 15, Orlando si impegna, fa poi fallo su Di Benedetto. Ammonito anche Orlando per proteste probabilmente. Lungo Mangione, Prestigiato, Piscione, Berardi, Dai bianco, Simo, passi! Pallone sbagliato per Berardi. fallo di Di Paolo. Lancio lungo per Briguglia che si allaccia con Di Paola, Prestigiacomo dietro loro gioca il pallone, proprio quest'ultimo ancora all'indietro per Di Paola, ancora per il suo centrale verticale Mannini, sempre tanto spazio, stavolta è Costa che prende lo spazio per partire Pavesi, però sempre lui fischiato fuori gioco, ma al netto della vittoria schiacciante all'Academy, spesso non perfetto il direttore di gara, anche qui Pavesi sembrava partire in posizione regolare, c'era Costa accanto a lui in fuorigioco, aveva pure spostato il pallone su Urrigano. Pavesi non è stato comunque fischiato calcio di rigore, ma posizione irregolare. Allo Basile contro Mancino,
ancora Perallo, ancora per Basile, stop non perfetto del numero 13, che comunque la riesce a giocare all'indietro. Perallo che sposta il pallone, fermato, va a lottare, chiusura soltanto per un attimo di mancino, poi arriva Briguglia che calcia. Era ottima la conclusione, deviazione di Di Paola. Rimini, Berardi, scusate. Pavesi fa scorrere, si inserisce Berardi, pallone giocato per Mannino, tacco per Costa, elegante, era di rigore, Costa trattenuto, si ferma, voleva il fallo, palla per Orlando, finta, sinistro, destro, ancora sinistro, messo giù. Non c'è rigore. Riguglia a lottare, era passato. Ci poteva essere vantaggio, è stato fischiato calcio di punizione. Palla lunga di Lavardera, Costa, Mannino, mette giù con ordine, Tiscione, bella giocata, Bucchieri, Di Paola, Pavesi, tocco per Mannino, stavolta chiude Lavardera, che mette il pallone avanti per Allo, c'è Basile che scattava, il numero 13 contro Mancino, se la allunga Basile, Mancino però lo porta bene sull'esterno e recupera anche il pallone. Ottima giocata del numero 13 Mancino, che adesso porta palla. Stavolta però tocco sbagliato. Allo sposta il pallone, regalato però ancora a Mannino, che voleva andare verticale per Berardi, che era partito bene. Stavolta ha chiuso il capitano dell'Academy, Riguglia col tacco per Lavardera, che è tornato in posizione offensiva, ma ha regalato il pallone a Berardi, che viene trattenuto. Non c'è fallo però. Da parte di Cannata, ma l'arbitro ha dato rimessa laterale al la Fincantieri, l'ha già recuperata Cannata, l'ha già ripersa. Scichilone con la testa, poi Bucchieri. L'esterno per Orlando, Di Benedetto lo anticipa. Lottano i due, Costa. La giocata non gli riesce stavolta. Allo passa il numero 16, vantaggio per lui, sposta il pallone, Bicchieri gliel'ha rubata solo per un attimo. Scichilone sposta il pallone e serve Briguglia, va il numero 11, tenta l'azione personale su Di Paola, calcia Carlo Di Paola, attento. Dietro, stringi Andri. Prestigiato, ancora Di Paola. Pancino. Bocchieri incontro. Tocco per Mannino, anticipato da Scichilone. Pancino, anticipo netto su Basile che si mette davanti, stavolta tocca il pallone. Bucchieri avanti, la tenuta in gioco, Orlando a lottare, Costa ancora a servire, Orlando in profondità che la ruba bene a Mangione, poi Pavesi si immola da solo, c'è Berardi dentro l'area, Pavesi ancora lui, Pavesi, tocco per Berardi, 12-1, gran giocata di Pavesi che è passato bene su Lavardera, ha messo dentro il pallone per Berardi che fa doppietta personale, 1 alla fine più 1 di recupero, ha concesso il direttore di gara quando siamo sul 12-1.
filone, regala il pallone a Tiscione. Pavesi è anche un po' stanco adesso, non riesce a controllare questa palla. Presti Giacomo si impegna, colpisce con la testa per Costa, che ha ancora energie per sprintare. Ancora Costa, doppio passo, si vuole infilare in mezzo a 3, non passa, la va a rubare poi ad Allo. Tocco col sinistro per Orlando che punta all'uomo, chiuso. Mannino non riesce a passare. Allo fermato da Costa in scivolata, che prende anche giallo. Bene, Peppe. Allo lotta con Costa, si rinnova il duello fra i due, esce Allo stavolta vincitore. Finisce adesso il minuto di recupero concesso dal direttore di gara, ma forse c'è l'ultima azione per l'Academy con Pavesi che è scattato in posizione regolare, doppio passo, saltato netto la Vardera, Pavesi, ancora lui Rigano, poi Orlando spazza di Benedetto e fischia. Adesso il direttore di gara, vittoria agile per i padroni di casa, 12-1 per l'Academy. Un saluto da Davide Sgroi e Sportivi.